ormai. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, buongiorno, edizione del mattino del nostro infofriulitv.net. Questa pagina è dedicata esclusivamente a notizie e servizi che ci sono giunti nelle ultime ore. Allora, apriamo subito con la cronaca, ci spostiamo in provincia di Vicenza per la precisione, dove c'è un'operazione in corso da parte della Polizia di Stato e la Guardia di Finanza in provincia di Vicenza, Reggio Calabria e Trento per eseguire 12 arresti di indiziati dell'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America. La Guardia di Finanza di Vicenza sta eseguendo sequestri e confisca denaro e beni per circa 246 mila euro. Speriamo nel corso poi della giornata di darvi ulteriori dettagli. Parliamo di un sinistro della strada che è venuto questa mattina, per la precisione lungo la tangenziale ovest di Udine, poco dopo le 8:30, in direzione sud all'uscita di Pagnacco. Per causa in corso di accertamento si sono scontrati tra loro per una mancata precedenza, chiaramente un furgone con un trattore a bordo, come vedete, e un mezzo pesante. L'uomo alla guida del piccolo camioncino è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per le ferite riportate. Per fortuna non è in pericolo di vita. I rilievi sono a cura della polizia locale, che sta insomma cercando di capire le dinamiche di questo sinistro. Disagi chiaramente alla circolazione, traffico ancora bloccato, in corso la messa in sicurezza, la pulizia della sede stradale, chiaramente lo spostamento dei mezzi accidentati. Andiamo a Paradis Domini, questa è una foto chiaramente d'archivio per leggervi quello che sta succedendo, perché i vigili del fuoco stanno operando da questa mattina nella zona industriale di Pravis Domini per un incendio di un silos. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Da quanto abbiamo saputo non ci sono persone, per fortuna,
coinvolte. Torniamo alla notizia di ieri, la notizia del giorno, insomma, l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, momentaneamente a titolo provvisorio, infatti non ha ancora preso possesso, non ha fatto il passaggio della campanella tra lui e Conte, chiaramente il presidente incaricato, che oggi inizierà le consultazioni con i partiti politici dopo la chiacchierata con, oltre a Mattarella, chiaramente che gli ha conferito l'incarico, ma anche con i due presidenti di Camera e Senato. Allora continuano ad arrivarci le dichiarazioni degli importanti presidenti delle associazioni di categoria locali, e allora andiamo a sentire questa clip che ci ha inviato Confartigianato Friuli Venezia Giulia con le dichiarazioni del presidente Graziano Tiratti. È la risposta giusta in un momento difficile come questa, cioè affidare la guida e la formazione, la guida di un governo a una persona capace che ha e gode di ampia credibilità internazionale nell'interesse del Paese. Diciamo con l'augurio, anzi la certezza, che riesca lui a fare quella sintesi politica che la politica non è riuscita a fare. Queste le dichiarazioni di Graziano Tiratti, presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, nonché numero uno della stessa categoria per quanto riguarda Udine e provincia. Parliamo di Guardia di Finanza, perché ci è arrivata una notizia dell'ultima ora. Negli ultimi mesi i finanzieri del Comando Provinciale di Udine sono stati impegnati nel contrasto al contrabbando di prodotti petroliferi destinati all'autotrazione, con numerosi servizi di controllo su strada lungo la rete viaria provinciale. Nel complesso sono 5 le persone tratte in arresto e 28 quelle denunciate a piede libero per il reato di sottrazione al pagamento delle accise, di cui al decreto legislativo 504 del 1995. All'esito dei diversi interventi, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 14 complessi veicolari costituiti da motrice rimorchio, nonché 440.000 litri di prodotto petrolifero, in prevalenza gasolio, irregolarmente introdotto nel territorio nazionale. Il danno all'erario corrisponde all'imposta evasa, accise IVA chiaramente, è stato quantificato in oltre 380.000 euro, mentre le relative sanzioni sono pari al massimo a 3,8 milioni di euro. I controlli su strada sono stati operati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine, delle compagnie di Tolmezzo e La Tisana, nonché della tenenza di Palmanova, i quali, grazie all'esperienza maturata negli anni, hanno potuto identificare i trasportatori di contrabbando attraverso accertamenti tecnici speditivi sul prodotto petrolifero, prima ancora di ottenere l'esito delle analisi chimiche di laboratorio. Il quadro delineato conferma la rilevanza strategica della provincia di Udine quale crocevia dei traffici illeciti e impegno della Guardia di Finanza a presidio dei confini nazionali per contrastare i reati economico-finanziari e le condotte che ledono l'economia del Paese. Complimenti come sempre alle nostre forze dell'ordine impegnate sul posto, perché visti anche i tempi, insomma, molto spesso vengono criticate, ma il loro lavoro alla fine è utilissimo. Parliamo di treni, perché c'è stato un problema sulla linea Venezia-Trieste. Dalle 8:15 sulla linea Venezia-Trieste, ci fa sapere RFI nella nota, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Latisana per un inconveniente tecnico, è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: fino a 25 minuti per un treno Intercity e 3 regionali. Come detto, tutto a posto, tutto bene, quello che finisce bene. Termina qui la nostra pagina informativa del mattino. Vi diamo appuntamento intorno alle 14:20 con linea diretta a giorno. Avremo un ospite collegato con noi, andremo ad approfondire un po' anche la pagina politica a livello nazionale e regionale, e poi ci sarà un'ulteriore finestra nel corso del pomeriggio per parlare del mattone, e non vi aggiungo altro. Per il momento è tutto, che state con noi. Chiaramente, se la cronaca lo richiederà, apriremo ulteriori finestre straordinarie, altrimenti se no vi diamo appuntamento alle 14:20 e chiaramente aggiornamenti nel corso della giornata attraverso le nostre pagine social e attraverso il nostro sito. E come si dice, oggi siamo a Pordenone, ma come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi, alla prossima.
Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni, per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.